In queste puntate, integrazione a scuole per i frutti foresti, dicembre a Udin con musica e culture, un voli sulla memoria delle grandi guerre, gli appuntamenti delle settimane. La Giunta Comunale di Udin ha approvato un programma di integrazione unico per gli allievi delle 45 scuole materni, elementari e medie di tutta la città. Lo coordinerà il primo circolo didattico di Udin, che ditterà il spendimento con successo questo programma, slargiato come a tutte le realtà di istruzione cittadina. L'obiettivo del progetto è di evitare le situazioni differenziate in talacet dei frutti che arrivano di famiglie non italiane e che in forza di queste possono avere problemi di inserimento. In particolare, si lavorerà sull'abbattimento delle barriere linguistiche e sulla creazione di un clima positivo in fatto di dialogo entre le diverse culture. Il progetto è cominciato il 1 dicembre e l'ha rendenato un anno e mezzo. Il costo di 36.000 euro è coperto per il 60% di contributo della regione e verrà tradotto dalle lingue più favelate delle comunità foresti, la documentazione più importante dai modi di iscrizione ai regolamenti, fino ai spaghelli, perché magari rispetto al paese di divenienza non si capisce mai bene i criteri di valutazione. A favorire il processo di integrazione viene anche l'attività di inviamento alle lingue italiane scritte e favelate, perché si passa per forza per lì, per assicurare i frutti a partire dai più piccini, una buona integrazione che mostra e cemut che ai fini favelansi le differenze si notano sempre di manco. Passa 20 concerti, 10 spettacoli di teatro e di danze, sia di per i grandi che per i piccoli, vot mostre dai musei della città, incontri, conferenze e feste dai borghi. Anche iniziative di solidarietà con Teleton, il mercato di Nadal, la pista per sgriccia e il tram per i fruttini. Alle questo il menù delle iniziative per il dicembre a Udin, che il comune ha ceduto di slargiare anche in una situazione che si può chiamare grave per i tagli di bilancio che la crisi sta domandando alle amministrazioni locali. La collaborazione con altri senza e associazioni e gli autori di soggetti privati ha permesso in tutti i casi di mettere in un programma di tutto rispetto. A Viergilo è stato il coro polifonico di Rude, ma le iniziative si sono pardamontanti e anche di alto livello, come il riguardo di novella Cantarutti che si è tenuta a Palazzo Giacomelli, a post-mese de muarte grande scrittore furlane. Per musiche, un lavoro importante sono l'appuntamento del 23 di dicembre con il concerto di Nadal al Teatro New e il concerto del coro gospel dal Friuli Vignese Giulie al Palamostra ai 18 di dicembre. Anche le mostre di poderio in città sono tanti e interessanti. Wieners si avvierte anche che in Galleria d'Arte Moderne su Alberto Savinio, il geniale fradi di Giorgio De Chirico. A Palazzo Giacomelli si può dare a scoprire l'arte di Umberto Valentinis e a Palazzo Morpurgo l'architettura di Pietro Zanini. In ogni delle mostre si può dare la possibilità di chiappare parte in incontri e conferenze, ma non solo dal centro della città, anche dai quartieri. La festa di Santa Lucia in Borgo San Lazar, i concerti di Nadal ai Reci, la festa degli alberi di Nadal in via Aldes Forcis Armadis, per finire con i pignarui d'Epifania, non banchi per da buon nuie per un Nadal coi flocs, dome la neve, ma che il comune non può fare venire. Con due mostre e altre iniziative, Udin alsiera un progetto pluriennale che ha voluto memoriare gli anni delle grandi guerre, dove la città è stata capitale del Stato Maggiore italiano. Le gallerie fotografiche Tina Modotti, dall'ex Marchiat dal PES, è stata creata la mostra I Fronts delle Grandi Guerre, fondata su immagini di Arnaldo Grundner e curate dal Museo Furlan de Fotografie. La esposizione, che si può dare avvio di fine Epifanie, si fonda su 80 fotografie fatte dagli ultimi 20 anni che mostrano i solmi che in esistono dai fuars e dai trincei che si chiamano attorno per cars e per l'usinci. Di che scazzi si può avere una clara testimonianza della vita dei soldati al fronte, dai paesi che combattevano in queste guerre sporche a chi che pulsano in pace. Il lavoro di Grunner al Metafuk che si lux perché la loro conservazione è a risi e in poco tempo è può essere disparita.
gli appuntamenti de settimane. Concert de Comete dai Wiener Symphoniker con Luisa Sello al flaut. Lunedì 6 di dicembre a 9:15 di sera al Teatro Ignuf. 29esimo Galà Internazionale di Danze per Cross Rosse Italiane. Martedì 6 di dicembre a 9:15 di sera al Teatro Ignuf. Concerto di Peter Hamill, Thin Air. Martedì 6 di dicembre a 8 di sera al Palamostre. Spettacolo Tradimenti, Quintessential Pinter. Martedì 6 di dicembre a 8 di sera al Teatro San Giorgio.